Panorama Sardo, in collaborazione con Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. Todde, come i nonni dei nostri nonni ci hanno insegnato. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Capire il presente per disegnare il futuro, le nuove culture del lavoro. È il titolo della conferenza regionale per le politiche del lavoro che si è svolta presso la Manifattura Tabacchi di Cagliari. In questi ultimi anni il lavoro è profondamente cambiato, subendo una notevole spinta verso nuove direzioni, anche in ragione dell'impatto che la pandemia ha generato a livello globale sul mondo del lavoro. La conferenza regionale è stata organizzata dall'Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale della Regione Sardegna. Una conferenza in modalità ibrida con la possibilità di interagire da remoto con strumenti di partecipazione digitale. L'obiettivo dell'annuale appuntamento è analizzare l'evoluzione del mondo del lavoro. Le politiche del lavoro stanno cambiando perché bisogna riflettere se stiamo facendo bene e bisogna riflettere che cosa c'è da fare ancora. Stanno cambiando perché? Perché il lavoro cambia, perché cambia la modalità di lavoro, pensate al lavoro sostenibile, al lavoro femminile, pensate a tutte le politiche attive del lavoro, alla formazione diversa, alle nuove tecnologie, insomma al benessere del personale, cioè tutto quello che prima non si considerava adesso si deve considerare. Quindi il lavoro cambia, ma non è sempre cambia in bene, quindi bisogna valutarlo, bisogna capire lo smart working. Lo smart working è una bellissima trovata che ci ha salvato nella pandemia, che salva i momenti familiari difficili, ma che non può essere talmente diffusa da non consentire più un confronto vis-à-vis tra chi sta lavorando, tra chi dirige, eccetera. Per cui anche quello va rivisto. Tante cose. La cultura del lavoro che deve tener conto che siamo a 200 metri dall'Africa e a 200 metri da Sassari e che il mondo ormai è piccolo, tutto va considerato. Oltre a questo bisogna considerare il lavoro ci starebbe il lavoro, perché ogni volta che ci guardiamo intorno c'è tanto da fare, c'è un'agricoltura che langue, ci sono trasporti che non vanno bene, l'aeroporto che non va bene, cioè nel senso che sarebbero tante cose da fare e allora bisogna fare incontrare la domanda e l'offerta e lì la politica può farlo e noi stiamo facendo questo, facendo incontrare la domanda e l'offerta perché il lavoro c'è ma a volte non si incontra. Quante volte è stato detto non troviamo personale? Perché forse non è formato o perché forse semplicemente la gente non lo sa in quel momento o perché forse quell'imprenditore va formato anche lui perché bisogna dare al lavoro bene con stipendi che siano dignitosi. Insomma, tutto va adeguato e cambiato e la politica può fare molto perché noi abbiamo le risorse, abbiamo il personale, possiamo quindi attivare tanti progetti in questo senso e supportare la Sardegna perché poi bisogna supportarla. Poi l'economia va da sola, cioè nel senso che l'economia deve essere autonoma e deve essere una sinergia di azioni che anche gli altri assessorati devono supportare. Agricoltura, abbiamo appena detto, trasporti, defiscalizzazione, semplificazione amministrativa, la sanità, tutto deve andare bene perché poi si faccia economia. Noi ci tentiamo con le politiche del lavoro, quindi con le politiche attive, adesso sempre di più facendo incontrare comuni, imprese e lavoratori e quelli che cercano lavoro, con la passione che ci devono mettere anche loro, perché nel lavoro bisogna crederci. Come sono andati i primi 15 giorni di lavoro di Adalai nell'assessorato? Allora non sono neanche 15, sono pure meno. Sono andati con grande entusiasmo perché voi sapete che da parte mia c'è sempre grande entusiasmo dappertutto, con il conoscere pian piano tutto il personale e le cose da fare, i progetti, le risorse che abbiamo,
un impatto immediato con la manovra finanziaria, quindi con i soldi da mettere, ma ce ne sono, quindi mi sono rassicurata. Non ho il magone di dire non avrò i soldi per fare questo, forse non ce li ho per tante cose, ma ce li ho per tante altre. Quindi in realtà non ho trovato grandissime difficoltà. La difficoltà è sempre la non semplificazione amministrativa, e quella sì, purtroppo bisogna imparare tutti a cercare i modi più semplici di mettere, di gestire poi anche i soldi. Spesso l'Europa in questo non ci aiuta, perché è una burocrazia pazzesca anche quella dell'Europa, spesso anche quella ministeriale. Quella regionale, anche quella vuole molto indirizzata nella semplificazione, cioè va indirizzata al traguardo, che non tutti hanno, ma che sicuramente con la passione che ci metteremo avremo poi tutti. È una fortuna avere una ministra del lavoro cagliaritana? L'ho già sentita e devo dire la verità, mi è sembrata una donna molto volitiva, oltretutto ha una vita da consulente del lavoro, quindi sa molto bene quali sono i problemi, ed per noi è certamente una fortuna, abbiamo anche dei fondi loro oltretutto, quindi ci incontreremo, io credo subito dopo Natale, e credo che con lei faremo un discorso che sarà molto produttivo. Un'ultima cosa, Adalai ha sempre puntato, anche quando era lontana da questo assessorato nei vari ruoli da funzionaria, sulle politiche attive. È questo il percorso? È sempre questo il percorso. Abbiamo fatto grande con grande Cagliari con questo metodo, ed è la mia vita. In realtà io la mia vita, se faccio un bilancio, dico è una vita molto positiva, perché ho sempre fatto politiche attive. Lo rifarò anche in questo assessorato al lavoro per il tempo che ci rimarrà, d'altronde con l'eredità positivissima di Alessandra Zedda, che ha messo in campo davvero tante energie per farlo, con il fatto che il presidente Solinas ci ha detto cambiate passo in quest'ultimo anno, io credo che ci si arrivi. Io sono pronta per farlo, perché lo sono. Perché è stato un passaggio delle consegne soft fra due compagne di partito, ma soprattutto amiche. Soprattutto amiche, persone che oltretutto la pensano sempre allo stesso modo, hanno gli stessi valori, abbiamo lo stesso partito ma gli stessi valori. Si è assessori di tutti quando si diventa assessori, ma certo i valori che ci hanno legato insieme mi porteranno sicuramente ad avere in lei sempre una grande amica e una grande alleata. Uno sportello di orientamento finalizzato a diffondere le opportunità offerte dai servizi e incentivi gestiti da Invitalia per sostenere la nascita e lo sviluppo di realtà imprenditoriali di ogni natura e dimensione. Parliamo dello sportello di Invitalia, che ha scelto gli spazi di Opificio Innova all'interno della manifattura tabacchi di Cagliari. È uno spazio molto importante, un bello spazio, si trova in pieno centro a Cagliari, è facilmente raggiungibile anche con i mezzi di trasporto pubblico, e quindi riuscire a utilizzare al meglio al servizio della comunità uno spazio pubblico penso che sia un qualcosa di importante per chi amministra risorse pubbliche, per chi amministra una città e un territorio. Con Invitalia abbiamo fatto un accordo che prevede anche la collaborazione di Opificio Innova, che consentirà di aprire uno sportello fisico e uno sportello online, che darà informazioni su tutti gli strumenti che ha a disposizione Invitalia per le imprese già esistenti, ma anche per tutti coloro che magari desiderano aprire una nuova impresa. È in linea con la programmazione che ha fatto sempre la città metropolitana, che ha messo le imprese al centro della propria programmazione. Sono state fra l'altro fondamentali sia le associazioni di categoria che tutto il mondo imprenditoriale per la realizzazione e la stesura del piano strategico. Sì, la città metropolitana di Cagliari nell'ultimo periodo sta facendo un percorso di avvicinamento alle imprese, una cosa che non si era mai verificata, ma pian piano stiamo lavorando per dare un supporto alle imprese, alle piccole imprese di tutto il territorio metropolitano. In questo caso specifico lo sportello serve proprio per veicolare tutta una serie di informazioni rispetto a delle opportunità che nascono da Invitalia, e quindi ci sono una serie di opportunità di finanziamenti, di programmi, di progetti sui quali spesso non c'è abbastanza informazione, per cui grazie alla collaborazione con Opificio Innova e con Confartigianato Imprese Sud Sardegna abbiamo pensato di creare uno sportello che fosse qui in Manifattura Tabacchi, che sta diventando un centro di attrazione importante per le imprese innovative, che potesse in qualche modo dare risposte continue per le richieste di informazioni da parte delle imprese. Quali saranno i servizi che verranno offerti alle imprese? In questo caso parliamo di imprese artigiane. Sì, Confartigianato è partner del progetto, come
connessione con tutte le imprese, oltre 5.000 imprese dell'artigianato della Sardegna, fungerà da bussola tra gli artigiani e appunto lo sportello per identificare i servizi più idonei a ogni tipo di attività artigiana. Confartigianato adesso ha negli ultimi anni sviluppato una grande propensione per le imprese anche del digitale, e c'è una trasformazione in atto delle imprese tradizionali che si stanno digitalizzando, e quindi sarà sicuramente un'opportunità per tutte le imprese sarde questa nuova presenza di Invitalia sul territorio, che appunto ci dimostra come anche Invitalia ha una particolare attenzione al nostro territorio. Per noi Invitalia è fondamentale, importante portare le informazioni e promuovere le opportunità per l'imprenditoria e i finanziamenti a chi fa impresa direttamente nei luoghi dove le imprese nascono e crescono. Quindi lo sportello Invitalia, nella città metropolitana di Cagliari, aperto presso questo luogo, è particolarmente importante e significativo. Cerchiamo di dare la massima informazione, informazioni utili per accedere a tutte le opportunità, non solo di finanziamento ma anche di conoscere quali sono i percorsi e gli strumenti che chi vuole fare impresa deve in qualche modo affrontare al di là delle linee di finanziamento. È molto importante, a seguito poi di questi punti informativi noi facciamo un'attività di accompagnamento alla progettazione e di orientamento, e ad oggi sono state accompagnate più di 1800 imprese, soprattutto start-up e start-up innovative, e la qualità dei progetti che ci vengono sottoposti è notevolmente migliorata da quando abbiamo capito che bisogna portare sempre più le informazioni sul territorio e vicino ai luoghi dove nascono e crescono le imprese. È un territorio molto vivo e vitale dal punto di vista anche della nascita e della crescita di nuove imprese. Abbiamo visto realtà molto interessanti sia di nuove iniziative giovanili, di imprese giovanili, imprese femminili, ma anche di start-up innovative di livello qualificato e tecnologico molto elevato, e quindi attraverso questo sportello e questa attività informativa diretta ci aspettiamo che questo trend cresca ancora e che la qualità sia sempre maggiore. L'individuazione di un elemento fondamentale, che è quello di uscire un po' dai palazzi e portare le informazioni, far conoscere le opportunità direttamente sui territori verso cui i finanziamenti sono rivolti, è quello che ha spinto ad aprire questi sportelli informativi. Cagliari rientra in un progetto più ampio di sportelli presso le città metropolitane ed è sicuramente una delle regioni dove anche a partire dal prossimo anno i fondi e i finanziamenti non mancheranno, grazie soprattutto ai fondi europei, alla nuova programmazione 2021-2027 e al PNRR. Ci sono molte linee di finanziamento aperte a disposizione delle imprese, soprattutto della nuova imprenditoria, start-up innovative, imprese giovanili e femminili, imprese culturali e creative, ma anche sostegno e attività di ricerca, sviluppo e innovazione. Quindi diciamo che c'è una linea molto ampia, come dicevo le opportunità non mancano. Quindi mai come in questo momento non è tanto il problema di trovare le risorse finanziarie, ma quanto di indirizzarle e soprattutto di indirizzare chi ha dei progetti a promuoverli e costruirli nel modo giusto per ottenere poi questi finanziamenti. Genuinità, qualità e tradizione sono gli ingredienti della ricetta che da oltre 40 anni certifica la unicità delle produzioni di una pasticceria artigiana che oggi è leader del settore nell'isola. Todde, come i nonni dei nostri nonni ci hanno insegnato. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fai impresa
la fai bene. Meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it. Tutto inizia da un amore. Le farine, i mangimi, la pasta, le fette biscottate, la distribuzione e l'ospitalità. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. La Setrand, azienda leader nel settore ambientale in Sardegna, si rivolge alle pubbliche amministrazioni e alle imprese dell'isola. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Il PNRR destina 40 miliardi di euro agli enti locali. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo, transizione ecologica e mobilità sostenibile, istruzione e inclusione sociale. Per i comuni della Sardegna, un'opportunità da non perdere. La società Prima Idea assiste le amministrazioni in tutte le fasi della progettazione fino alla presentazione della domanda. Velocità, competenza e professionalità. Prima Idea per il PNRR, una scelta vincente. Visita il sito www.primaidea.com. 29 e 30 dicembre, nella suggestiva cornice del centro storico di Bari Sardo, Cosa Bona e Bariesa. Stand enogastronomici, show cooking, laboratori, corsi, spettacoli e l'incredibile show dei videomapping. Riscopri i sapori della tradizione culinaria di Bari Sardo. 29 e 30 dicembre, Cosa Bona e Bariesa. Ritorna Marina di Gusto, che presenta Un piatto senza confini, il contest enogastronomico internazionale nello storico quartiere della Marina. 3 squadre, 3 masterchef mondiali, 12 ristoranti cagliaritani si confrontano in una gara culinaria d'eccellenza. Il prodotto sardo, a filiera corta, unirà 12 ricette diverse tra loro che abbatteranno ogni confine geografico del gusto. I territori saranno protagonisti della cultura agroalimentare e una giuria prestigiosa decreterà la squadra vincitrice. Il contest è aperto al pubblico, dove gli avventori dei ristoranti in gara potranno partecipare alla valutazione dei piatti scelti e vincere, attraverso un contest fotografico su Instagram, un fine settimana nei territori di Villasor, Calasetta o Sant'Antioco, che insieme a quello di Cagliari sono protagonisti nella realizzazione di questo evento, con partner nazionali e internazionali che hanno reso possibile questa 2 giorni all'insegna della valorizzazione agroalimentare sarda a livello mondiale. Buonasera Valerio, buonasera telespettatori di Panorama Sardo. Oggi vogliamo raccontarvi la storia enogastronomica senza confini. Il claim è un piatto senza confini incastonato in quello che è Marina di Gusto e iniziamo a parlarne con il presidente del CCN di Cagliari, Gianluca Mureddu. Presidente, buonasera. La realizzazione di questo evento è stato fortemente voluto dal suo CCN e anche da quelli che collaborano con lei da anni, ma soprattutto per dare una vetrina internazionale a Cagliari. Buonasera prima di tutto. Sì, questo evento nasce proprio per organizzare una promozione turistica enogastronomica, cioè se ne parla tanto e dunque anche noi ci siamo impegnati per posizionarci in un panorama nazionale. Dunque questo evento serve proprio per posizionare la città e i partner dell'evento, che sono i CCN di Villasor, Sant'Antioco e Calasetta, a cui ringrazio, e abbiamo utilizzato i nostri prodotti agricoli, che sono gli ambasciatori nel mondo, in un palcoscenico eccezionale, che è quello della
ristorazione. Qui per fortuna abbiamo l'onore di aver conosciuto Enrico De Flinger, che è presidente di Eurotech, che è un'associazione europea che parla di cibo da tantissimi anni, e insieme poi abbiamo messo tutti quei valori che sono stati utili a far creare un evento così importante. Un evento strutturato, 3 squadre, 3 chef internazionali, 12 ristoranti cagliaritani che hanno aderito con i loro prodotti ma anche con la loro storia, possiamo dire, ma soprattutto un contest dove il pubblico potrà partecipare via social e quindi interagire con quelli che poi saranno i piatti che usciranno fuori da questa kermesse. Assolutamente sì. Abbiamo messo dentro vari valori, uno è quello dei territori, uno è quello degli attori che sono i nostri giudici internazionali, tra cui cito Sergio May, che è un monumento dell'enogastronomia proprio nel panorama mondiale, e poi il direttore Lupini, Sergio Tarabini, Annuelo Serra, che è capitano di un'altra squadra, e Luigi Pomata, che è capitano di un'altra squadra. Entriamo nelle squadre, sono 3 squadre formate da 4 ristoranti. Ogni squadra ha deciso un menù e ha deciso anche qual è il ristorante che proporrà un piatto. La giuria partirà oggi alle 12:30, visiterà tutti i ristoranti e darà un voto, vincerà chi ha raggiunto i più voti. Mentre quello che riguarda la città, possono venire a trovarci giovedì e venerdì a pranzo e a cena nei 12 ristoranti, scegliere il menù in gara, cioè dunque anche la città può assaggiare questi menù spettacolari che i giudici internazionali vanno a giudicare. Non solo, potrà fare una fotografia nel piatto, postarla sulla nostra pagina. Chi prenderà più like vince un weekend gastronomico nei territori che fanno parte dell'evento. Questo per posizionare anche all'interno della regione Sardegna i nostri territori. E in una giuria al maschile la versione femminile con una delle nostre bandiere sarde. Daria, benvenuta a Panorama Sardo. Cosa ti aspetti da questo tour enogastronomico? Sicuramente secondo me sarà una bellissima esperienza, un'esperienza unica, insomma, con tanti sapori, tante diciamo piatti sardi. Questo mi piace veramente tanto, questo tipo di esperienza qua nella nostra isola, nella nostra Sardegna. Normalmente la tua alimentazione è data anche dal tuo lavoro. Oggi farai qualche sgarro oppure sarai sempre attenta come preparazione? Diciamo che oggi mi concederò uno sgarro perché comunque abbiamo da vedere, insomma, 6 ristoranti a pranzo, 6 ristoranti a cena, però sicuramente, insomma, sarà un assaggino. È la prima volta che fai la giurata, quindi giudichi il sapore sardo quando tu normalmente anche tu sei sempre sotto i riflettori, non con un giudizio ma con le prestazioni. Esatto, sono sempre stata giudicata così dal punto di vista ovviamente sportivo. Oggi sicuramente toccherà a me giudicare, insomma, i piatti. Sono contenta. Bene, allora vedremo che giudizio emergerà, soprattutto chi sarà il vincitore di questa kermesse internazionale che si sta verificando qui a Cagliari nel quartiere Marina. Sì, questo evento internazionale che mi hanno invitato qua ad essere in questa giuria qua, in questa esperienza. Ho accettato volentieri perché insomma per me tornare in Sardegna è sempre un grande piacere e siamo qua, il resto vedremo come. Si è scelta una formula 12 ristoranti, 3 squadre, 3 masterchef internazionali che capiteranno le squadre, ma soprattutto si è scelto la filiera corta del cibo sardo ma senza confini. Così è quello che appunto ho capito, quello che hanno spiegato. Senza confini è una bella impresa, voglio dire, mettere insieme così liberi, però mi sembra che ci siano anche degli ingredienti che devono esserci presenti, mi sembra, non so, tipo il formaggio, non so, o la botarga, mi sembra che, capito? E niente,
Sicuramente questo safari, questo modo di fare questo concorso è un modo abbastanza inusuale. A me è capitato una volta di farne uno a Singapore, ma non era un concorso, era un safari che da un ristorante all'altro si spostava per assaggiare dei piatti diversi con diversi chef, per cui penso il concetto un po' su questo genere. Quindi in un circuito abbastanza limitato, però si può viaggiare col gusto in tutto il mondo? Assolutamente, penso proprio di sì. Poi gli ingredienti ce li abbiamo, la qualità ce l'abbiamo e i professionisti, i cuochi anche, penso che riusciranno. Io ho un compito diverso in questo caso qua, dovrò cucinare il giorno dopo, mi sembra domani sera, un piatto, ma per oggi devo solamente degustare, dare il mio giudizio, la mia esperienza, cercando di farla al meglio, insomma. Un altro giurato d'eccellenza per un piatto senza confini, il direttore di Italia a Tavola, dottor Lupini. Buongiorno, benvenuto a Panorama Sardo. Una scelta importante, quella di Cagliari per un evento internazionale. Sì, perché l'isola da sempre è ricca di tradizioni, di prodotti che a volte sono poco conosciuti se non dai turisti che la frequentano, quindi poter portare anche questa esperienza e la qualità anche della ristorazione di quest'isola a livello più ampio e credo che sia una cosa doverosa e importante. Ho piacere di poter partecipare in questa occasione. Possiamo dire che il suo brand Italia a Tavola è un brand che abbraccia l'internazionalità già da tempo, ma soprattutto la valorizzazione del prodotto sardo è italiano, non potrebbe essere altrimenti. Cosa si aspetta da questa kermesse, da questo tour fra i 12 ristoranti cagliaritani? Allora, premesso che io sono un frequentatore abituale della Sardegna da decenni, però non posso conoscere tutti i ristoranti di Cagliari e alcuni di questi proprio non li conosco, e quindi mi aspetto di trovare delle sorprese in positivo. Ne conosco altri che sono secondo me di buon livello, di ottimo livello se li paragoniamo al resto dell'Italia, e sono certo che quindi avremo altre conferme. Un altro giurato d'eccellenza, Enrico Derflinger, che farà parte di questa giuria che valuterà questi 12 ricette, questi 12 ristoranti, ma soprattutto 12 colleghi, possiamo dire? Sicuramente sì, è un grande piacere, un grande onore per me, che sono anche presidente di Eurotalk, dei cuochi italiani e di quelli europei, che ha voluto fortemente questa manifestazione, e quindi abbiamo colto questa palla al balzo per creare questo bellissimo evento, questa prima edizione che speriamo di ripetere in futuro negli anni. Il gusto può unire i territori anche se sono lontani? Certamente è uno dei grandi goal, il gusto, il piccolo produttore che produce queste eccellenze di cui la Sardegna è ricca e di cui l'Italia è ricchissima, che vengono poi portate in giro per il mondo e si basano tutte su un gusto, una ricerca e come creare un piatto. Ci vogliono alcuni ingredienti e il gusto sicuramente è uno di quelli principali. Il cibo sardo, il cibo italiano, che segmento si sta ritagliando? Perché negli ultimi anni c'è un exploit di trasmissioni enogastronomiche, c'è un exploit di voler far vedere quelle che sono le nostre eccellenze. Ci stiamo riuscendo dal suo osservatorio? Sicuramente sì, abbiamo dei grandissimi prodotti, siamo quelli che hanno più prodotti IGT e IGP in tutto il mondo e a volte non riusciamo a valorizzarli bene, però comunque ha avuto un boom negli ultimi 10 anni incredibile, c'è ancora molto da fare. Noi stiamo combattendo con Eurotalk una campagna fondamentale assieme a Univerde, con l'ex ministro Pecoraro Scanio, quella del fake food, questi 120 miliardi di cibo falso che ci vengono copiati in tutto il mondo, che dobbiamo riuscire a far diminuire come fanno gli altri paesi importanti. E allora, in attesa di fare questo lavoro di autenticità, la lasciamo ai lavori di questa giuria, ma prima di lasciarla le chiedo cosa si aspetta da queste 12 ricette. Sono curioso di vederle, di capire cosa sono e cosa fanno, e poi domani sera nella cena di gala di chiusura io cucinerò il mio risotto, col quale ho vinto il risotto Regina Vittoria, col quale ho vinto il miglior cuoco d'Italia e del mondo, che è legato a questo bellissimo aneddoto della Regina d'Inghilterra che poi vi svelerò domani. In una giuria che si rispetti come questa a livello internazionale, chi rappresenta la nostra Sardegna? Enrico Pilia, ben trovato. Cosa si aspetta da questa kermesse, ma soprattutto da questa valorizzazione del prodotto sardo? Intanto è un grande onore essere qui, essere stato scelto
a rappresentare un po' insieme a Dalia, con grande onore anche per questo, la Sardegna. È un contest straordinario perché mette insieme il meglio della cucina cagliaritana e non solo, secondo me, mette in campo delle grandi star che fanno rete, che fanno territorio, che regalano al cibo sardo, al prodotto sardo, una grande occasione di uscire dai nostri territori e quindi grazie anche ai social, grazie anche a voi, alla TV, di sbarcare oltre Tirreno in un momento in cui i trasporti sono davvero in grave crisi e in grande difficoltà. È un momento di grande condivisione anche perché si fa rete e quindi ascoltando e osservando i grandi chef internazionali sarà bellissimo giudicare e sarà bellissimo capire anche quali sono i piatti che hanno scelto i ristoranti cagliaritani per rappresentare la nostra cucina. Pilia, lei da cronista e da redattore si è occupato del cibo sardo, ma cosa dobbiamo fare di più perché ci sia questo valore assoluto? Allora sì, per diversi anni ho curato la rubrica di recensione dei ristoranti sull'Unione Sarda con grande piacere, spero poi di ricominciare prima o poi, anche perché finiscono i ristoranti ma ne nascono sempre tanti, è un'impresa che si rinnova con molto piacere. Dico che ci manca un po' di comunicazione, ci manca un po' di visibilità oltre confini, anche se i grandi nomi comunque il turista arriva lì col cellulare, con Google, arriva e scopre i grandi nomi. Ci sono dei nuovi nomi da scoprire, ristoranti stellati che sono trasferiti a Cagliari, insomma c'è un bel movimento, ci manca un po' di comunicazione, forse un qualcuno che la organizzi meglio farebbe la fortuna di molte imprese in questo campo. Prima di lasciarlo al lavoro di giurato le chiedo cosa si aspetta da questo contest, visto anche i nomi che Mureddu insieme agli altri presidenti dei CCN è riuscito a portare a Cagliari. Sì, grande competizione, c'è molta amicizia tra i ristoratori cagliaritani, però c'è anche tanta competizione perché il mercato è quello, scusate, il mercato è questo, i turisti arrivano ancora per pochi mesi purtroppo. Destagionalizzare è la parola d'ordine. Loro faranno una grande sfida, metteranno in campo le forze migliori, ci aspettiamo una bella lotta molto sportiva. E allora, in attesa di questo confronto internazionale tra i prodotti sardi e le maestranze di tutto il mondo, diamo la linea alla regia, restate con noi. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Genuinità, qualità e tradizione sono gli ingredienti della ricetta che da oltre 40 anni certifica la unicità delle produzioni di una pasticceria artigiana che oggi è leader del settore nell'isola. Todde, come i nonni dei nostri nonni ci hanno insegnato. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. E tu? Filiere ghinisesi. È nata la pasta Ercole.0, l'unica di filiera sarda al 100%, certificata dal grano alla tavola. Scopri il nuovo gusto Cellino nel tuo supermercato di fiducia. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le buone idee viaggiano con le garanzie. Il fondo di garanzia è dalla parte delle imprese sarde che vogliono superare la stretta creditizia. I dettagli sul sito sfirso.it. Setrand, settore ecologia.
Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMAS. La Setrand, leader in Sardegna nel settore ambientale, si rivolge alle amministrazioni pubbliche e alle aziende dell'isola. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Il PNRR destina 40 miliardi di euro agli enti locali. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo, transizione ecologica e mobilità sostenibile, istruzione e inclusione sociale. Per i comuni della Sardegna, un'opportunità da non perdere. La società Prima Idea assiste le amministrazioni in tutte le fasi della progettazione fino alla presentazione della domanda. Velocità, competenza e professionalità. Prima Idea per il PNRR, una scelta vincente. Visita il sito www.primaidea.com. 29 e 30 dicembre, nella suggestiva cornice del centro storico di Bari Sardo, Cosa Bona e Bariesa. Stand enogastronomici, show cooking, laboratori, corsi, spettacoli e l'incredibile show dei videomapping. Riscopri i sapori della tradizione culinaria di Bari Sardo. 29 e 30 dicembre, Cosa Bona e Bariesa. Siamo rientrati dalla pubblicità e siamo ancora a fare un percorso straordinario enogastronomico internazionale con un piatto senza confini. Uno dei CCN, ricordo per i nostri telespettatori, sono i centri commerciali naturali della Sardegna, è quello di Calasetta. Siamo col presidente. Quanto è stato soprattutto gustoso e impegnativo questi 2 giorni di Marina di Gusto qui a Cagliari? Ma guarda, quando fai delle cose così belle, così piacevoli, che ti riempiono veramente, di fatica zero. È stata una cosa bella perché come ogni cosa che poi condividiamo con i nostri territori amici, cioè Sant'Antioco, Vilassor, Cagliari naturalmente, che il capofila è una cosa bellissima e meravigliosa, per cui zero fatica e tanta soddisfazione. Voi come Calasetta avete contribuito non solo con i prodotti tipici ma anche all'organizzazione, quindi è fondamentale fare rete fra i CCN perché sappiamo che il presidente Mureddu insieme a voi sta cercando di costruire i centri commerciali naturali di tutta la Sardegna. È esattamente così, è talmente importante fare rete che noi siamo insieme ormai, questo è il 3° anno che facciamo veramente della progettazione condivisa con dei risultati che evidentemente cominciano a vedersi, e la nostra proiezione, la nostra vision, che è quella proprio di Gianluca Mureddu, è proprio quella di allargare la rete con un consorzio regionale e far sì che tutte queste cose che vengono fatte adesso possano essere comunque esportate, perché creare rete, creare tutta una serie di sinergie, di condivisione di questi progetti, partendo dal cibo, che ha un valore identitario, non dimentichiamolo, molto importante. Partendo dal cibo poi arrivi a toccare e a vedere tutti i territori e tutte le persone che comunque in qualche modo poi verranno colpite e interessate dai nostri territori. Sant'Antioco, potremmo dire, Presidente, un po' l'isola nell'isola, quindi una cultura, il carignano, tutto quello che comprende anche l'isolanità. Trovarsi qui a Cagliari e gestire un evento così importante con tanti big internazionali. Sì, è proprio il punto nevralgico del discorso che ci interessa. Il valore di un prodotto, di un territorio, credo te lo debbano conferire gli altri. E oggi per noi, per questa piccola isoletta, essere qua a Sant'Antioco, Calasetta, portando il nostro prodotto a Cagliari, che merita, è una città che merita per quella che è la capacità organizzativa. Abbiamo visto veramente in questi anni quanto è bello e importante aver stretto un partenariato forte col centro commerciale naturale di Cagliari, con Gianluca Mureddu, che è il vero ispiratore e il vero traino di tutte queste iniziative. E per noi è un valore veramente riconosciuto essere qui con loro, con i nostri prodotti in questo evento che ha tanta bellezza, tanta importanza e tanti significati da poter esprimere. Ci fa piacere enorme.
Bene, e allora in attesa di scoprire i segreti, ma soprattutto l'enogastronomia di questi territori, andiamo anche a conoscere i GAL che hanno partecipato a questa 2 giorni. Come anticipato, fondamentale per un evento così importante come un piatto senza confini di Marina di Gusto è l'organizzazione, ma soprattutto tutto quello che sono state le strutture organizzative. Anche il GAL del Campidano, e qui siamo con il presidente. Intanto, per i nostri telespettatori, GAL è l'acronimo di? Gruppo di Azione Locale. Gruppo di Azione Locale non è altro che un'organizzazione nata così dal basso, dove amministratori, imprenditori del territorio lavorano, si uniscono insieme per valorizzare lo sviluppo locale e quindi la valorizzazione dei prodotti del territorio, ovviamente nell'ambito rurale, e ovviamente tutte quelle attività che sono adesso collegate dalla terra fino alla tavola, che è l'evento di questi giorni. GAL del Campidano, quindi prodotti del medio Campidano a 360 gradi che hanno contribuito alla gestione di queste 12 ricette di un piatto senza confini. Sì, qui c'è rappresentato il nostro territorio, vedete questa tavolata qui al mio fianco. Abbiamo aderito perché la promozione attraverso i piatti e quindi il consumo dei nostri prodotti è una delle strategie della promozione del territorio. Noi abbiamo tra le strategie la principale è quella del Campidano chilometro zero, che solo la denominazione dice qual è l'obiettivo, per cui intensificazione delle reti, valorizzazione delle produzioni, trasformazioni, fino ovviamente alla promozione in tavola con le migliori eccellenze, affidandoci ovviamente alla maestria, alle mani magiche di questi chef che stanno impreziosendo i nostri prodotti e cui stanno dando valore e promozione, immagine del nostro territorio. L'altro GAL protagonista dell'evento Un piatto senza confini è Tierras de Olia, giusto Presidente? Il GAL che raccoglie i 2 territori Montiferru, Alto Campidano e Planargia, quindi si estende dal paese di Montresta fino a quello di Bauladu, passando per Bosa, Cugliere e Santo Lussurgio, insomma. Il cuore della Sardegna, possiamo dire così? Una parte importante della Sardegna. Voi avete collaborato con i vostri prodotti, con la vostra presenza, ma soprattutto avete sposato l'idea del centro commerciale naturale di Cagliari e degli altri Villa Sor, Sant'Antioco e Calasetta per far prendere forma ad un evento che diventa internazionale ed è mondiale. Una grande opportunità per noi, per le nostre filiere, per i nostri prodotti. Fino a qualche tempo fa il Montiferru, Alto Campidano e Planargia erano conosciuti magari per il bue rosso, il casizzolo o la malvasia. Noi ci presentiamo invece con diversi prodotti, quali ad esempio, a parte naturalmente quelli che ho citato, come il subistocco, il miele o formaggi che non sono il classico casizzolo. Quindi non ci resta che, oltre a valorizzare il prodotto sardo, andiamo nei territori, portiamoceli a casa questi prodotti. Assolutamente, questo infatti è l'obiettivo, quello di creare una rete col Consorzio Cagliari Centro Storico per consentire ai cittadini di visitare in loco quelle che sono le aziende, quelle che sono le filiere nell'ottica del turismo sostenibile. Anche noi abbiamo un territorio importante che merita di essere visitato e che si vuole risollevare dopo l'incendio bruttissimo del 2021. Pensate, ci presentiamo con l'oliopedio nonostante appunto le aziende abbiano subito un'importante perdita, il 90% di quello che era appunto il nostro patrimonio olivicolo. Ci ha raggiunto il vice sindaco di Cagliari, una giornata all'insegna del buon gusto, ma anche il gusto della nostra Cagliari che risulta sempre tra le città più vivibili, in questo caso in rosa. Sì, è una città che ha guadagnato anche su questa classifica l'onore delle cronache per la capacità di far emergere le potenzialità femminili in tutti i campi della società civile, che naturalmente ci fa un gran piacere, si unisce a tanti altri parametri che ultimamente premiano Cagliari, dai trasporti al verde, alla gestione dei rifiuti, quindi diciamo un momento positivo anche per la nostra città. Il CCN, il Centro Commerciale Naturale di Cagliari, è nel cuore di Cagliari, il quartiere Marina, e da lì partono iniziative come queste da anni. Voi siete sempre al fianco del presidente Gianluca Mureddu, ma cosa succede quando oggi vediamo davvero degli ospiti internazionali? È qualcosa che
che si realizza fortemente. È una sorpresa straordinaria perché grazie al Centro Commerciale Naturale al Consorzio Centro Storico è stato organizzato un evento unico. La capacità di unire così tanti chef stellati nei ristoranti della Marina in un contesto di competizione simpatica, leggera, che però ha portato la possibilità sia per gli avventori che per i cuochi residenti di avere degli scambi relazionali straordinari, un momento veramente unico per la città. Siamo con questo evento, un piatto senza confini, alle porte del Natale e del fine anno. Cosa si deve aspettare Cagliari, la città di Cagliari in questo contest? Beh, dopo tanti anni riprendono i grandi eventi, quindi la città ospiterà il concerto di Blanco a Cagliari il giorno di Capodanno. Non capitava da tanti anni in sordina, in cui per molti motivi si era scelto di tenere un profilo basso. Adesso c'è voglia di riprendere a vivere con più serenità e ospitare questi investimenti, perché la capacità di ospitare eventi così importanti porta a Cagliari 20-30 mila persone in più rispetto al previsto, e vuol dire tanta attività, tanto lavoro in più per i ristoranti, per gli albergatori e per i negozi della città che ne hanno bisogno. L'evento Un piatto senza confini è stato anche e soprattutto rappresentato non solo dai prodotti della nostra Sardegna, ma uno dei capi squadra delle 3 squadre che si sono sfidate nei 12 ristoranti è Luigi Pomata. Luigi, benvenuto a Panorama Sardo. Com'è andata questa esperienza di fare il capo brigata di una di queste squadre? Ma è stata una bellissima esperienza, sai, quando si valorizza il territorio, la materia prima e i prodotti, sono il primo che mi butta a capofitto. Il bello della squadra è stato fargli capire che la Marina può raccontare una storia, può raccontare un territorio, tante cose da fare, quindi non è una squadra, è un gruppo che si è unito ancora di più. Abbiamo lavorato sulla tradizione, perché ogni locale racconta una storia, una tradizione, quindi ho detto voi proponete i vostri piatti e dopo tutti assieme li rivediamo. Cioè, è un modo per crescere sempre di più, perché non esiste la concorrenza, esiste la collaborazione, è quello che ho voluto fargli capire, e valorizzare il territorio, i prodotti che abbiamo, perché se non facciamo quello, senza la cultura non andiamo da nessuna parte, quindi il bello è stato quello. Pomata, ma lei è abituato a questo tipo di abitudine, il gioco di parole, perché da un bellissimo territorio come quello di Carloforte lei ha portato la Sardegna in giro non solo per l'Italia ma davvero in tutto il mondo. Per far sì che questa diventi un'abitudine come le 2 giornate di Un piatto senza confini, dove bisogna lavorare soprattutto? Beh, lavorare, lo dico sempre, lavorare nella materia prima, il contatto con la produzione e dalle scuole. Perché se noi non insegniamo ai bambini a mangiare e a capire dove arriva la materia prima, i bambini sono convinti che la briochina arriva dalla busta del supermercato. Quindi bisogna già lavorare dei bambini, fare cultura dell'alimentazione. Fortunatamente la materia prima non ci manca. E allora con queste parole di Luigi Pomata noi ci apprestiamo a conoscere chi è il vincitore di questa kermesse, di questo evento che ha fatto sì che 12 ricette abbiano sconfinato in tutto il mondo il prodotto sardo, e lo faremo con Gianluca Mureddu. Hanno vinto tutti, perché già che siamo riusciti a riunire 12 ristoranti e siamo divertiti, già quella è una vittoria. Gianni Tarabini, con Luigi Pomata, Nuelo, Sergio Mei e tanti altri di Eurotalk che sono qua con noi oggi. Alcuni sono in cucina perché poi stasera avremo la cena di gala e cucinano qua con noi, quindi è un grande piacere avere questi 2 simboli di questi 2 ristoranti per questo premio speciale. Su questa guida ci siamo tutti noi, e quindi una sarà per voi, e dal prossimo anno ci starete assieme a Gianni, a me, a Luigi, a Sergio e tanti altri, anche voi con questo premio. Per me è un grande onore. Grazie. E un'ultima segnalazione allora, un fuorisacco, permettetemi di fare questa cosa. Dopo 2 giorni intensi di lavoro siamo giunti ai vincitori di questo evento, Un piatto senza confini, capitanati dalla squadra dello chef che ha portato alla vittoria i 4 ristoranti cagliaritani. Sì, una bellissima maratona del gusto, perché è stato questo percorso di un viaggio enogastronomico all'interno del quartiere Marina, dove si potevano assaggiare dei menù senza confini, questa idea proprio della convivialità, di unire le culture all'interno di un menù che i 12 ristoranti del quartiere hanno proposto, capitanati da 3 chef internazionali, Anuelo Serra, Luigi Pomata e Enrico Tarabini.
chiaramente non possiamo non dire che la giuria che ha decretato i vincitori è una giuria mondiale, perché stiamo parlando di Enrico De Flinger, che è stato chef della Regina, chef dell'ambasciata americana ed è presidente di Eurotalk, che racchiude 3.800 ristoranti, più un monumento della cucina che è Sergio May, un grandissimo direttore di una rivista enogastronomica, Alberto Lupini, e poi i nostri cari chef di tutti i ristoranti del quartiere Marina. Ha vinto una squadra, ma hanno vinto tutti e 12 i ristoranti, perché si sono prodigati nella valorizzazione del prodotto sardo in una chiave innovativa, moderna, ma soprattutto internazionale. Sì, qua i vincitori siamo tutti, qui non ci sono né primi né secondi, tutti stiamo lavorando utilizzando gli attori dei nostri territori, che per fortuna sono stati rappresentati dai due GAL che sono stati partner dell'evento, il Medio Campidano e Terra de Olias, i vini che sono stati rappresentati dal Sulcis, dalla cantina di Calasetta a Sardupater, grazie soprattutto ai miei carissimi amici con cui non avrei potuto fare l'evento, i CCN di Calasetta, Roberto Perseo, Villassor Franco Onnis e Sant'Antioco Gianni Ezu, ma soprattutto una spalla con cui ho avuto la fortuna di lavorare, perché sennò non poteva esistere l'evento insieme con me, dove abbiamo vissuto 5 giorni bellissimi, è lo chef executive Anuelo Serra. Bene, i ringraziamenti sono doverosi, ovviamente per il successo di quello che è un evento come questo. Cosa abbiamo in progetto per l'anno prossimo, Presidente Mureddu? Beh, per l'anno prossimo abbiamo un bellissimo progetto dove faremo dei tour enogastronomici unendo più territori, non solo 4 ma 10 territori, perché abbiamo bisogno di destagionalizzare l'offerta con i fatti, più fatti e meno parole. Dunque noi ci stiamo preparando per creare azioni proprio in periodi dove gli alberghi, i ristoranti e la città soffrono, perché l'estate finisce e arriva l'inverno. Qua il cibo, che è ambasciatore nel mondo, è fondamentale. E allora anche oggi, anche questa sera, Panorama Sardo ha voluto essere senza confini, come un piatto senza confini. Nel ringraziare tutti i centri commerciali naturali e tutti i partner straordinari d'eccellenza di questo evento, ridiamo la linea alla regia, restate con noi. Genuinità, qualità e tradizione sono gli ingredienti della ricetta che da oltre 40 anni certifica la unicità delle produzioni di una pasticceria artigiana che oggi è leader del settore nell'isola. Todde, come i nonni dei nostri nonni ci hanno insegnato. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Tutto inizia da un amore. Le farine, i mangimi, la pasta, le fette biscottate, la distribuzione e l'ospitalità. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. Fai impresa, la fai bene. Meriti credito. Non c'è solo il credito bancario. Con i mini bond e le cambiali finanziarie coperti dal fondo di garanzia, i tuoi progetti trovano nuovi investitori che credono in te. Contatta Spheres.
Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Setrand, settore ecologia. Grazie agli impianti innovativi ed al costante sviluppo tecnico recuperiamo oltre il 70% dei rifiuti da noi gestiti. La Setrand, azienda leader nel settore ambientale, si rivolge alle pubbliche amministrazioni e alle imprese dell'isola. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Il PNRR destina 40 miliardi di euro agli enti locali. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo, transizione ecologica e mobilità sostenibile, istruzione e inclusione sociale. Per i comuni della Sardegna, un'opportunità da non perdere. La società Prima Idea assiste le amministrazioni in tutte le fasi della progettazione fino alla presentazione della domanda. Velocità, competenza e professionalità. Prima Idea per il PNRR, una scelta vincente. Visita il sito www.primaidea.com. 29 e 30 dicembre, nella suggestiva cornice del centro storico di Bari Sardo, Cosa Bona e Bariesa. Stand enogastronomici, show cooking, laboratori, corsi, spettacoli e l'incredibile show dei videomapping. Riscopri i sapori della tradizione culinaria di Bari Sardo. 29 e 30 dicembre, Cosa Bona e Bariesa. Prospettive di sviluppo delle comunità energetiche. Questo il tema attorno a cui si è svolto presso l'Aula Magna della Facoltà di Ingegneria e Architettura di Cagliari il seminario che è organizzato dall'Ateneo del Capoluogo, dall'Ordine degli Ingegneri e dei Periti Industriali di Cagliari, da Enea e Isnova in collaborazione con Logical Soft, fa parte del programma Italia in classe A, la campagna nazionale promossa dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Una mattinata di formazione e informazione, un'occasione di incontro tra professionisti, mondo accademico e della ricerca per discutere e riflettere su un tema, quello delle comunità energetiche, finora sottovalutato, ma che potrebbe rivelarsi strumento chiave in ottica di risparmio, di sostenibilità e come soluzione al problema della dipendenza energetica del nostro Paese. Un esperimento su cui in Sardegna hanno deciso di puntare Cagliari e le due comunità di Villanova Forru e Ussaramanna, già attive e registrate presso il GSE, gestore dei servizi energetici. Le comunità energetiche si costituiscono nei piccoli centri, nelle grandi città. Per esempio Cagliari si stanno costituendo a livello di quartiere e i soci della comunità energetica contribuiscono ognuno nella misura in cui possono, nel senso che ognuno contribuisce con la produzione che è in grado di fornire. Ci sono addirittura dei soci delle comunità energetiche che sono soltanto degli utilizzatori perché non hanno la possibilità di produrre, ma il vero senso di comunità è proprio questo. Chiaramente autoproducendo l'energia non si utilizza energia dalla rete elettrica pubblica e quindi si ha un abbattimento dei costi, a fronte ovviamente di costi di investimento per realizzare gli impianti di produzione che però vengono ammortizzati in tempi relativamente brevi. Quanto è importante parlare di questo tema in una università, in questo incontro tra mondo accademico, ricercatori e professionisti? Credo che sia importante parlarne in tutte le sedi perché tuttora c'è poca informazione al riguardo. L'università ovviamente è uno degli interlocutori privilegiati, una delle sedi privilegiate dove parlarne perché comunque si fa ricerca ad alto livello, si fa sperimentazione e si dà supporto agli enti e ai privati per la costituzione delle comunità energetiche. In quanto tempo, secondo lei, le comunità energetiche potrebbero affermarsi come soluzione per alleviare il caro energia? Questo è un discorso un po' difficile da affrontare, nel senso che dipenderà da quanto semplice sarà avere le autorizzazioni e quanto semplice sarà avere la possibilità di allacciare le comunità alla rete. Più si è rapidi in questo, più si riesce a semplificare tutti questi procedimenti burocratici, più le comunità energetiche hanno possibilità e probabilità di affermarsi. Il ruolo principale che hanno è quello di consentire una partecipazione dal basso delle comunità a far sì che la transizione possa attuarsi, aiutando anche ad utilizzare la transizione energetica come veicolo di
eguaglianza e di inclusività, perché il ruolo delle comunità energetiche è un ruolo sociale, quindi attraverso il fatto di utilizzare meglio l'energia, essere più efficienti, essere meno inquinanti, si contribuisce alla crescita di comunità coese. A che punto siamo in Italia con le comunità energetiche? Si sta facendo abbastanza? Le si stanno utilizzando in maniera giusta? Siamo nella fase di esplosione, potrei quasi dire, perché i primi anni sono stati di sperimentazione da parte delle prime comunità che sono nate sia qui in Sardegna sia sul continente. In Europa sono un po' più avanti, soprattutto in alcuni paesi, però in Italia adesso ci si sta muovendo tantissimo, c'è tanta diffusione, questo è solo uno dei tanti interventi che ci sono non solo qui ma un po' dappertutto, perché si comincia a sentire la sensibilità e la possibilità di poter dare un contributo importante alla transizione energetica partendo, come ha detto il collega Fabrizio, quindi partendo proprio dal basso, quindi dai cittadini che devono diventare partecipi loro stessi della distribuzione. A Cagliari c'è stato uno dei primi esperimenti di comunità energetiche in Piazza Medaglia Miracolosa. Come sta andando e volevo chiedervi se ci sono altri esempi in Sardegna. Sì, Cagliari, sicuramente il Comune di Cagliari adesso ha una politica di lancio delle comunità energetiche, quindi questo è uno dei primi esperimenti. Sono molto avanti nella fase attuativa. Il convegno di oggi ci racconterà meglio a che punto sono. Gli esperimenti in Sardegna sono molteplici, in questo momento abbiamo già 2 comunità attive. Sono i comuni di Ussaramanna e Villanova Foro, sono i due comuni in questo momento già attivi, cioè registrati al GSE come comunità energetiche, e poi c'è un grande fermento perché iniziative in atto sono molteplici, praticamente in tutti i comuni della Sardegna c'è interesse verso le comunità energetiche, con un problema: stiamo attendendo le linee guida del Ministero per l'attuazione degli ultimi decreti. Si è appena conclusa una fase di consultazione, per cui queste linee guida ci si attende possano essere pubblicate a breve, e quindi credo che ci siano tutte le condizioni per partire. La misura approvata dalla Regione a ottobre con i 14 milioni da spalmare in 2 anni è arrivata nel momento giusto o secondo voi un po' in ritardo? Ma è difficile capire se una cosa arriva in ritardo nel momento giusto. Sicuramente questo è un momento in cui anche dal punto di vista economico si riesce a produrre energia localmente con grandi vantaggi economici. Si ragiona di un prezzo di produzione da fotovoltaico intorno ai 60 euro a megawattora a fronte di prezzi dell'energia che sono sui 350 euro a megawattora. Quindi diciamo che questo è senz'altro il momento giusto per fare questa linea di investimenti e avere dei fondi che aiutano in questa direzione a superare l'investimento in conto capitale è sicuramente una iniziativa giusta e importante. Forse c'è bisogno di più risorse, perché queste risorse in effetti non sono enormi, però è un buon punto per partire. Io su questo fronte direi che bisogna forse limare un po' la normativa regionale per fare in modo che ci sia un collegamento tra reddito energetico e comunità energetiche, che in questo momento non è molto forte. Su questo forse si può lavorare. Le risorse sono senz'altro utili e questo è il momento giusto per metterle in campo. In quanto tempo vi aspettate la consacrazione delle comunità energetiche? Io sono fiducioso perché, ripeto, c'è tanta sensibilità in questo momento anche da parte delle amministrazioni locali che vedono la possibilità di attuare quelli che sono i principi della transizione e della sostenibilità anche sociale ed economica proprio con i cittadini. Dal mio punto di vista credo che l'anno prossimo sia decisivo, ho solo un piccolo timore che si esca un po' fuori dal selciato sul tracciato, su quelle che sono un po' quello che è successo con il superbonus, che poi è stato drogato, e non vorrei che le comunità energetiche vengano viste solo e soltanto come la possibilità di installare pannelli fotovoltaici, facendo schizzare in alto quelli che poi saranno i prezzi di adesso sistemi che hanno raggiunto un prezzo assolutamente abbordabile. Questo è l'unico rischio che andiamo incontro, però essendoci già passati col superbonus si spera che l'errore non venga ripetuto. Se proposti con il giusto rapporto qualità-prezzo nel 2022 si rileva un'importante diminuzione dei tempi medi di vendita degli immobili residenziali, con un dato che sfiora i 45 giorni,
ed al contempo si osservano sempre più spesso immobili venduti in tempi brevissimi. E forse questa è la novità più evidente nel giorno della presentazione del consueto report semestrale della Federazione Mediatori Agenti d'Affari. I valori di mercato risultano invariati con prezzi pressoché stabili che hanno favorito un notevole numero di scambi commerciali, portando così le compravendite ai livelli pre-pandemia. Anzi, da un'attenta analisi e facendo il confronto con riferimento allo studio presentato nel mese di giugno, si sono verificati, in base ai 3 trimestri trascorsi e in base ai dati ufficiali forniti dall'Agenzia del Territorio, sensibili incrementi. Nel report della Federazione viene invece confermata una scarsa offerta di immobili in locazione, un segmento del mercato che continua a risentire di un'offerta finalizzata quasi esclusivamente alla vendita. Quello che volge al termine sarà comunque ricordato come un anno da numeri record, e nello studio condotto dai mediatori d'affari si evidenzia che gran parte delle transazioni sono state effettuate dalle agenzie immobiliari, perché dalla consultazione dei portali presenti in rete si è riscontrato che circa il 90% delle compravendite arrivate a definizione sono state offerte da agenti immobiliari specializzati. Dati incoraggianti sulla base del vostro report. Incoraggianti sì, diciamo che questo è un anno da record perché effettivamente abbiamo raggiunto dei numeri importanti con prezzi di mercato stabili e quindi come numeri effettivamente abbiamo superato quelle che erano anche le nostre previsioni. Controllando i dati, quello che colpisce di più è che si sono ridotti in maniera sostanziale i tempi della vendita, addirittura si parla di una media di 45 giorni. Sì, mentre prima i tempi medi di vendita erano di qualche mese, addirittura 6-8 mesi in alcuni casi, oggi i tempi medi di vendita si sono accorciati notevolmente, partendo da 45 giorni, in alcuni casi anche se c'è il giusto rapporto qualità-prezzo dell'immobile si raggiungono anche dei tempi di vendita record. Il dato più negativo riguarda l'offerta delle locazioni. Purtroppo sì, perché c'è molta offerta sul mercato per ciò che riguarda le vendite, anche se devo dire che il 2023 potrebbe riservarci qualche sorpresa sotto questo aspetto. Però effettivamente il mercato delle locazioni risente del fatto che effettivamente c'è molta offerta in vendita e scarsa offerta sulle locazioni. Continuiamo l'analisi del vostro report. Avete valutato che chi sceglie la rete come percorso per acquistare un immobile, per il 90% si rivolge ai professionisti. Sì, l'abbiamo verificato, anche questo è stato uno studio che ci siamo concentrati anche sugli annunci immobiliari offerti in vendita sui vari portali e abbiamo riscontrato che il 90% delle operazioni immobiliari sono offerte da agenti immobiliari. E quindi abbiamo effettivamente riscontrato che il mercato immobiliare sta andando sempre verso la direzione dell'affidarsi a dei seri professionisti, all'agente immobiliare in modo particolare. L'80% degli acquisti invece avviene con un mutuo. Sì, l'80% degli acquisti avviene con un mutuo. Stiamo in questo momento assistendo a delle dinamiche particolari per ciò che riguarda l'aspetto finanziario, tant'è vero che il consiglio che noi diamo proprio sotto questo aspetto è affidarsi a dei mediatori del credito seri professionisti, così come altrettanto i seri mediatori dell'immobiliare. I dati più negativi riguardano invece il settore commerciale e la logistica. Quello da sempre. Noi auspichiamo che il governo Meloni, ed è presto in discussione con la prossima finanziaria, porti in approvazione l'inserimento della cedolare secca sulle locazioni commerciali, che ricordiamolo era già attiva tempo fa e proprio è stata poi cancellata nei vari bilanci. Non riusciamo a capire perché effettivamente la cedolare secca è una di quelle situazioni fiscali che consentirebbe al proprietario di immobili di poter avere anche degli sgravi fiscali in termini di pagamento delle tasse. 2022 si archivia come anno da record,
focus sul prossimo anno? Dobbiamo prestare molta attenzione perché effettivamente tutti questi fenomeni sono fenomeni che arrivano con un certo periodo, sono ciclici così come veniamo definiti e tu sei uno, Valerio, non smetterò mai di ricordarlo, che hai sempre prestato attenzione e in più di un'occasione abbiamo analizzato assieme questi fenomeni proprio del mercato immobiliare. Presteremo la massima attenzione anche su quelli che sono i fenomeni che emergono da sia eventi bellici che da fenomeni legati al settore finanziario che in questo momento risente di tutta una serie di componenti che portano e causano aumenti di tassi di interesse. Voi siete preoccupati per la riduzione del super bonus da 110 a 90? Ma se vuoi che te la dica tutta, non è che ci preoccupa in modo particolare, anzi devo dire che in alcuni casi ha creato anche degli scompensi per delle valutazioni che hanno visto immobili interessati dal fenomeno del super bonus incrementare di prezzo anche in modo sproporzionato, perché effettivamente ormai è sotto gli occhi di tutti che pur di ottenere delle agevolazioni si sono fatti dei lavori che sono andati ben oltre quelle che erano le previsioni di prezzo. Quindi a noi ci preoccupa relativamente in termini di valutazione poi degli immobili. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Genuinità, qualità e tradizione sono gli ingredienti della ricetta che da oltre 40 anni certifica la unicità delle produzioni di una pasticceria artigiana che oggi è leader del settore nell'isola. Todde, come i nonni dei nostri nonni ci hanno insegnato. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. I dettagli sul sito sfirsu.it. E tu? Filiere che ne sei? È nata la pasta Ercole.0, l'unica di filiera sarda al 100%, certificata dal grano alla tavola. Scopri il nuovo gusto Cellino nel tuo supermercato di fiducia. Setrand, settore ecologia. Siamo in grado di attivare il servizio di pronto intervento ecologico in caso di emergenza e con potenziale contaminazione delle matrici ambientali. La Setrand, azienda leader nel settore ambientale in Sardegna, si rivolge alle pubbliche amministrazioni e alle imprese dell'isola. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Il PNRR destina 40 miliardi di euro agli enti locali. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo, transizione ecologica e mobilità sostenibile, istruzione e inclusione sociale. Per i comuni della Sardegna, un'opportunità da non perdere. La società Prima Idea assiste le amministrazioni in tutte le fasi della progettazione fino alla presentazione della domanda. Velocità, competenza e professionalità. Prima Idea per il PNRR, una scelta vincente. Visita il sito www.primaidea.com.
29 e 30 dicembre, nella suggestiva cornice del centro storico di Bari Sardo, Cosa Bona e Bariesa. Stand enogastronomici, show cooking, laboratori, corsi, spettacoli e l'incredibile show dei videomapping. Riscopri i sapori della tradizione culinaria di Bari Sardo. 29 e 30 dicembre, Cosa Bona e Bariesa. I premiati sono appunto... Si è svolta oggi a Cagliari, presso la sala anfiteatro della Regione Sardegna, la cerimonia di premiazione e consegna dei diplomi dei vincitori della seconda edizione Concorso Enologico Internazionale Vermentino. Evento autorizzato dal Ministero delle Politiche Agricole, Forestali e del Turismo della Repubblica Italiana, patrocinato dalla Regione Sardegna, Comune di Cagliari, Agenzia Laore e Coldiretti Sardegna. Il presidente del concorso, Pierpaolo Lorieri, con grande maestria ha gestito la giuria internazionale che sui 178 campioni anonimi di Vermentino, secondo i dettami del Ministero, ha assegnato 12 gran medaglie d'oro e 50 medaglie d'oro, esattamente il 35% dei partecipanti, così come previsto dal regolamento ufficiale. Grande la soddisfazione del presidente Mario Bonamici della APS Promo Eventi, organizzatore del concorso. A giugno abbiamo potuto documentare il secondo concorso enologico internazionale del Vermentino, lo abbiamo fatto all'ex Manifattura Tabacchi e oggi, dopo i mesi che ci hanno portato alla premiazione, abbiamo svelato i 62 vincitori, ce ne parla Mario Bonamici. Sì, è un successo perché ogni 2 anni organizzare il concorso enologico internazionale è sicuramente un'impresa titanica, soprattutto in questi ultimi 2 anni è stato molto faticoso, ma siamo molto soddisfatti. La 2 giorni ha visto premiati il 35% dei campioni in carica, che erano 172, quindi la premiazione si è attestata su 62 premiati, di cui 12 gran medaglie d'oro e 50 medaglie d'oro. Siamo molto contenti perché le medaglie sono state assegnate in maniera abbastanza trasversale tra cantine sociali, piccole realtà, cantine straniere, con diverse tipologie di vermentino, a dimostrazione dell'utilità di questo incredibile vitigno. Un vermentino sardo che si è confrontato anche con vermentini nazionali, internazionali, mondiali possiamo dire, e quindi un confronto globale finalmente. Finalmente sì, ma le produzioni sarde sono sempre al top di quelle che sono le eccellenze per quanto riguarda il vermentino. Chiaramente da altri paesi come la Corsica o altre regioni d'Italia come la Toscana e la Liguria premono per alzare lo standard qualitativo, quindi la competizione è sempre più accesa, ma ben venga perché spinge i nostri produttori a far sempre meglio e prevalere su quelli che sono gli altri produttori, che sono sicuramente agguerriti e molto quotati. Mi permetto di dire, Bonamici, i vignaioli sardi che sono presenti qui oggi, oltre a ritirare i premi con molta soddisfazione, è anche un'occasione per confrontarsi, per una chiacchiera che poi porta sempre a nuovi confronti. Ma sì, dici bene, queste manifestazioni sono sempre un momento interessante di confronto per parlare con i competitors, che poi sono comunque coltivatori di uva prima di tutto. Il bello di questa manifestazione qua, alla quale sono intervenuti tutti gli enti patrocinatори, la Regione Sardegna, la Ore, il Comune di Cagliari, la Coldiretti e il Distretto Sardegna Bio, conferma l'interesse e l'attenzione che c'è attorno a questa competizione e al vermentino in generale. Bene, allora i nostri percorsi con Panorama Sardo continuano e per rimanere in tema sempre di turismo esperienziale, imprenditori come Mario Bonamici sono in campo di battaglia e confronto, ma soprattutto di gusto, il gusto sempre ed esclusivamente sardo. Assessore Sorgia, un punto di unione, soprattutto un incontro fra fornitori, consumatori, ma soprattutto un'azienda che riesce
con la creatività a fare questi concorsi, sempre per il brand Sardegna. Sì, il brand Sardegna in questo caso noi abbiamo partecipato come amministrazione comunale con gran piacere ma con grande convinzione. Puntiamo molto sull'enoturismo, io oltre alle attività produttive ho anche la delega al turismo. L'enoturismo è importante e il Vermentino è un veicolo straordinario per promuovere al meglio la nostra città in tutto il mondo. La presenza anche di 30 giudici internazionali saranno testimonial che chiaramente vedendo Cagliari spero li abbiamo trovato accogliente, che possano tornare qua a Cagliari con i loro amici, con i loro parenti per poter veramente dimostrare che Cagliari è una città veramente a misura di turista e sono sicuro che il Vermentino è un grande volano per promuovere ancora al meglio la città. Assessore, prima di lasciarla alla degustazione insieme a tutti gli altri, ai produttori e a tutti gli addetti ai lavori, che Natale ci dobbiamo aspettare a Cagliari e soprattutto il Comune ha fatto davvero con tanto impegno, ha creato tanti eventi a 360 gradi. Sì, tantissimi eventi, abbiamo pensato in particolare a quelle attività che sono state in difficoltà negli ultimi 2 anni, il primo Natale senza vincoli e senza alcuna restrizione, e abbiamo pensato ai nostri commercianti, ai nostri artigiani, alle nostre attività. Ci sarà adesso in questi giorni fino al 24 l'animazione natalizia nel via dello shopping, sono sicuro che invito tantissimi cittadini a fare acquisti nei negozi per dare una boccata d'ossigeno di cui hanno bisogno. Il settore biologico fa sempre più presa non solo sui fornitori ma anche sui consumatori, è la dimostrazione della premiazione di oggi. Sì, siamo sempre all'inizio, nel senso che sono i primi passi che si muovono verso il biologico importante e questo concorso segna il passo perché c'è stata una bella presenza, una bella partecipazione dei produttori biologici, circa 33 etichette su 173 partecipanti, premiati con medaglia d'oro un 20% di aziende, tra cui un paio anche sarde, soprattutto dalla Corsica, quindi un importante risultato, è l'inizio e speriamo che via via ci siano sempre più etichette in biologico. Una Sardegna biologica che può diventare sostenibile, lo è già, però deve entrare un po' nelle abitudini questa sostenibilità. Il contrario, è una Sardegna sostenibile che deve diventare sempre più biologica. A Vantieri abbiamo chiuso un importante accordo, abbiamo fatto un importante passo verso la biologicità della Sardegna, chiudendo per la prima volta la filiera della carne, in questo caso ovina, chiudendo la filiera della carne con un accordo con il comune di Samugheo e con il macello di Samugheo, quindi la filiera della carne d'agnello può essere finalmente in biologico, laddove sino a ieri poteva essere solo in convenzionale perché si interrompeva la filiera proprio con la macellazione. Quindi importante risultato, importante lavorare tutti insieme, la sinergia, la rete e viva il bio! Genuinità, qualità e tradizione sono gli ingredienti della ricetta che da oltre 40 anni certifica la unicità delle produzioni di una pasticceria artigiana che oggi è leader del settore nell'isola. Todde, come i nonni dei nostri nonni ci hanno insegnato. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it. Tutto inizia da un amore. Le farine, i mangimi, la pasta, le fette biscottate,
la distribuzione, l'ospitalità. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Setrand, settore ecologia. Forti delle nostre competenze e dei nostri mezzi, realizziamo bonifiche di siti inquinati anche da amianto. La Setrand, azienda leader nel settore ambientale in Sardegna, si rivolge alle pubbliche amministrazioni e alle imprese dell'isola. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. 29 e 30 dicembre, nella suggestiva cornice del centro storico di Bari Sardo, Cosa Bona e Bariesa. Stand enogastronomici, show cooking, laboratori, corsi, spettacoli e l'incredibile show dei videomapping. Riscopri i sapori della tradizione culinaria di Bari Sardo. 29 e 30 dicembre, Cosa Bona e Bariesa. Love of my soul. Da dove nasce l'idea di un convegno sulla continuità territoriale? Intanto dalla straordinarietà del risultato che il Consiglio regionale, guidato in maniera unanime, tra l'altro con volontà unanime dalla Commissione all'insularità, risultato straordinario di questo ottenimento di una modifica costituzionale, dell'inserimento della novella nell'articolo 119 della Costituzione che riconosce finalmente i disagi e i costi derivanti dalla insularità per i territori come le regioni, come la Sardegna, la Sicilia e tutti i territori insulari d'Italia. Certo è che non vorremmo mai che si tratti di un ennesimo straordinario ed epocale risultato che rimane tale solo sulla carta. Bisognerà evidentemente dare gambe, dare decreti attuativi, dare risorse, far conseguire risorse a questa novità in Costituzione, perché gli effetti pratici si riverberino sui nostri territori in termini di politiche sul fisco, politiche sull'energia e in particolar modo finalmente politiche efficaci sui trasporti. Faremo anche un passaggio in un prossimo convegno, questo è il primo di una serie di convegni che abbiamo in mente di organizzare nella Winter, per dirla in termini aeroportuali, in termini di traffico aereo, nella Winter 2023. Questo primo è dedicato alla creazione del sistema aeroportuale della Sardegna, il prossimo sarà dedicato al tema della continuità territoriale e stiamo in questo modo quasi sottraendoci a un dibattito diretto noi di Confcommercio, stiamo dando spazio ai massimi esperti a livello nazionale sui temi che trattiamo per anche modificare opinione se fosse necessario, se lo riterremo opportuno, ma soprattutto per risvegliare le coscienze, per rendere più consapevole l'opinione pubblica e più consapevoli gli stakeholders, ma soprattutto i decisori, e quindi offrire tutti quegli elementi di studio, di approfondimento che consentano le scelte politiche più efficaci per il territorio della Sardegna. La scorsa settimana il presidente Solinas ha dichiarato che la continuità
territoriale ideale sarebbe quella di quando 10 anni fa lui era assessore ai trasporti. Una continuità territoriale per tutti, con l'esclusione dei mesi estivi e con un tetto di prezzo. Siamo assolutamente d'accordo, non solo noi, ma ritengo che sia anche, mi pare e ho ragione di capire e di pensare che sia anche un orientamento dell'ENAC, ma anche autorevoli giuristi ritengono che questa sia una strada percorribile, che ci sia un'ingerenza un po' eccessiva della Commissione europea, dell'Unione Europea su questo argomento. È chiaro che la Sardegna non è uno Stato a sé, la Sardegna è Italia e così come i sardi devono essere messi nelle condizioni di viaggiare verso le altre regioni italiane senza disagi e senza sentirsi cittadini di serie B, altrettanto non vedo perché un cittadino calabrese, un cittadino lombardo, un cittadino trentino non possa venire in Sardegna, cioè in Italia, in un territorio italiano, allo stesso prezzo che deve essere garantito a tutti i cittadini italiani, ma io mi spingerei anche più in là, a tutti i cittadini europei. D'estate, nel periodo estivo, il mercato, siamo convinti che il mercato funzioni da naturale calmieratore dei prezzi, perché la concorrenza è evidentemente al centesimo sulle tratte aeree e l'unica necessità di onerare il servizio la avremmo ancora nei mesi invernali, ma speriamo sempre di meno, perché speriamo sempre di più che la Sardegna possa finalmente diventare attrattiva e quindi anche come dire, concorrenziale in termini di trasporti anche nei mesi invernali. Però Bertolotti, lei ha un'idea diversa per quel che riguarda il sostegno, che oggi va alle compagnie, mentre in altre nazioni europee il sostegno va a passeggero per favorire la continuità. Ci sono 36 forse modelli di continuità territoriale in Europa, 35 forse adesso che il Regno Unito è uscito c'è stata la Brexit. Stranamente soltanto quello sardo non funziona, c'è un motivo, il motivo a nostro avviso, secondo le nostre analisi, è perché abbiamo scoperto il fianco mettendo come oggetto delle sovvenzioni le compagnie aeree piuttosto che, contrariamente agli altri modelli di continuità territoriale, il passeggero. Se modifichiamo, come anche ENAC sostiene, mi sembra che sostenga anche ENAC, il modello della continuità territoriale, non incorreremmo nel problema degli aiuti di Stato e vedentemente potremmo anche noi avvalerci di un modello di continuità territoriale che funziona. Aggiungo che gli altri modelli di continuità territoriale vedono lo Stato impegnato in prima linea a calmierare il disagio insulare e non a far sostenere in termini finanziari questo disagio agli stessi territori che disagiati sono. Quindi è assurdo che la Sardegna debba pagare 40 milioni e passa all'anno di oneri per la continuità territoriale, la Regione Sardegna li debba pagare per colmare un disagio che la stessa Regione Sardegna soffre nei confronti delle altre regioni italiane. È normale, è giusto, è ovvio, è doveroso che sia lo Stato a concorrere al costo del disagio della insularità. Per quanto mi riguarda, ho già lanciato l'idea di stabilire un tavolo con la Regione, proprio perché nei prossimi mesi possiamo sviluppare anche altre ipotesi. Oltre agli oneri di servizio pubblico, evidente ci sono anche gli aiuti ai vettori. Ecco, io credo che un elemento di approfondimento possa anche essere questo, così come un ulteriore elemento di approfondimento evidentemente è la costituzione della rete aeroportuale sarda, che permette, per quanto ci riguarda, e lo decliniamo nell'ambito della proposta del Piano Nazionale degli Aeroporti, di avere anche una maggiore forza contrattuale
tra i soggetti aeroportuali e i vettori, tutto questo sempre legandosi a quella ipotesi di aiuti al vettore, dove evidentemente nel mondo aeroportuale vige il libero mercato, però ci sono ancora strumenti di diritto pubblico che possono in qualche modo garantire una mobilità, e una mobilità aerea per la Regione Sarda è assolutamente essenziale. Facendo leva sull'articolo 119? Beh, l'articolo 119 è intrigante e sicuramente la relazione del professor Vaccarella sarà sicuramente di grandissimo interesse. Ed evidentemente collegare il 119 con la legislazione speciale del trasporto aereo può essere sicuramente qualcosa di interessante. Lei è d'accordo quindi con la privatizzazione dell'aeroporto di Cagliari? Ma io veramente non è che sono d'accordo con la privatizzazione dell'aeroporto di Cagliari, sono d'accordo con la privatizzazione degli aeroporti, cioè nel senso che la riforma che viene da lontano, quasi 25 anni fa, in cui venne concessa le gestioni totali a tutti gli aeroporti, già prevedeva questa ipotesi, cioè in qualche modo l'idea era non drenare risorse al centro, perché poi le concessioni totali sostanzialmente sono state regalate, tra virgolette, ai gestori che in quel momento erano diciamo, negli aeroporti, proprio perché erano soggetti pubblici, quindi c'erano enti territoriali, c'erano camere di commercio eccetera, e c'è un articolo di Bersani del 2000 più o meno, quando era Ministro dei Trasporti, che dice proprio questo, cioè favorire le privatizzazioni e utilizzare le risorse che evidentemente i soggetti pubblici a quel punto nel valorizzare l'asset patrimoniale hanno come corrispettivo di utilizzarlo evidentemente per altri fini importanti. L'idea è sempre stata quella di mantenere un controllo pubblico sulle attività dei privati, quindi all'interno comunque della compagine societaria. All'epoca si pensava il 20%, ma è scritto nel regolamento 521/97, perché il 20% garantiva la possibilità di chiamare l'assemblea. Credo che successivamente questo 20% è passato al 10% con riforma normativa, e quindi è evidente che il pubblico, sia territoriale ma anche l'ENAC in questo caso, è chiamata a vigilare lo sviluppo di un business che comunque ha all'interno anche dei presidi di interesse pubblico, e quindi credo che sia un percorso che sta anche valorizzando il nostro sistema. In definitiva alla privatizzazione mancano sostanzialmente gli aeroporti siciliani, mancano gli aeroporti sardi e tendenzialmente la Puglia. Per il resto c'è stato un percorso di privatizzazione che ha garantito lo sviluppo del sistema aeroportuale italiano, e quindi credo che la risposta sia sì alla privatizzazione, una privatizzazione nell'ambito anche di costituzione di reti, 13 reti noi decliniamo nell'ambito del PNA, che effettivamente possono garantire al nostro Paese una crescita importante nell'ambito dello sviluppo del trasporto aereo, che nei prossimi anni sarà sicuramente costante e importante. Un'ultima cosa per quel che mi riguarda. Nei giorni scorsi lei ha incontrato il Ministro dei Trasporti Salvini, ha parlato delle problematiche delle due isole? Beh no, diciamo nel primo approccio noi abbiamo parlato del PNA, sicuramente nel PNA comunque sono declinate anche le problematiche delle isole nell'ambito effettivamente della costituzione di reti, così come nel PNA c'è scritto anche l'idea di poter utilizzare e quindi migliorare le linee guida per gli aiuti alle compagnie. Ed eccoci con l'assessore Moro per vedere quali sono stati i temi di questo incontro che riguarda proprio la continuità territoriale, l'argomento del giorno. Ma senz'altro oggi il tema dell'insularità legato al tema della continuità territoriale ci dà l'occasione per affermare che il riconoscimento costituzionale all'insularità rappresenta uno straordinario strumento per proseguire nella battaglia in Europa per affermare appunto il diritto dei sardi alla continuità territoriale. L'insularità è uno dei pilastri su cui poggiare la nostra ferma volontà politica di disegnare un nuovo modello del trasporto aereo, un modello sardo che nasca dalla partecipazione di tutti e che tenga conto delle esperienze che in questi anni si sono affermate in Europa e delle migliori soluzioni che in questi anni hanno trovato applicazione in Sardegna.
Confcommercio, che ha organizzato l'evento, vorrebbe un cambiamento per quel che riguarda il sostegno alla continuità. Ci sono nazioni in Europa che invece di dare il contributo alle compagnie aeree lo danno per passeggero. Ma in questo momento è giusto che l'università, le organizzazioni del lavoro, delle produzioni, il sistema dei trasporti, ma voglio dire la politica, offra quanti più contributi utili per ricercare una strada, per disegnare davvero un modello di continuità vero che soddisfi i bisogni dei sardi e le necessità della Sardegna. Nello specifico ricordo che la continuità per effetto della famosa intesa istituzionale è a carico del bilancio della Regione. In questo momento le risorse che sono stanziate per la continuità territoriale superano i 40 milioni di euro. Comprendo il modello al quale fa riferimento, è quello che viene detto il modello spagnolo o delle Baleari, che mi sembra un modello che debba trovare una giusta valutazione ed essere sottoposto al confronto, così come tutte le altre proposte. Però faccio presente che oggi mi sembra di capire che il problema della Sardegna non sia tanto il problema della tariffa scontata, quanto della possibilità di trovare voli a orari giusti e frequenze giuste. Quando ha accettato la delega ai trasporti era sicuramente conscio che era uno degli assessorati più delicati e con maggiori problemi da risolvere. Ma non ci sono assessorati facili, soprattutto nell'ultimo scorcio di legislatura. In tutti gli assessorati è il tempo del fare, di realizzare, di dare risposte quanto più tempestive possibile. Per quanto mi riguarda ho accettato con grande entusiasmo, perché consente ai temi storici del Partito Sardo Azione e del sardismo di trovare applicazione concreta. Credo che in materia di trasporti il Partito Sardo Azione vanti una lunga tradizione di buone intuizioni e di ottime gestioni. A questo proposito il Presidente nei giorni scorsi ha ricordato che la sua formula di continuità territoriale di 10 anni fa potrebbe essere ancora vincente. Ma questo senz'altro. Il problema, oltre che la formula, come ha giustamente sottolineato il Presidente Solinas, il punto oggi è confrontarci con Bruxelles. In troppi pensano che sia un problema, per così dire, tecnico. Il punto con Bruxelles è prettamente politico e alla Sardegna serve forza politica per difendere il modello di continuità territoriale e il diritto alla continuità territoriale. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. PNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. 29 e 30 dicembre, nella suggestiva cornice del centro storico di Bari Sardo, Cosa Bona e Bariesa, stand enogastronomici, show cooking, laboratori, corsi, spettacoli e l'incredibile show dei videomapping. Riscopri i sapori della tradizione culinaria di Bari Sardo. 29 e 30 dicembre, Cosa Bona e Bariesa. Il PNRR destina 40 miliardi di euro agli enti locali.
Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo, transizione ecologica e mobilità sostenibile, istruzione e inclusione sociale. Per i comuni della Sardegna, un'opportunità da non perdere. La società Prima Idea assiste le amministrazioni in tutte le fasi della progettazione fino alla presentazione della domanda. Velocità, competenza e professionalità. Prima Idea per il PNRR, una scelta vincente. Visita il sito www.primaidea.com.